Io sono assolutamente contrario, ma non solo io, lo siamo tutti gli assessori regionali, quindi in qualità di coordinatore degli assessori regionali alle politiche agricole diciamo un no forte, lo abbiamo già detto anche in commissione, ci siamo espressi, abbiamo incontrato anche il commissario Hansen durante il Vinitaly di Verona, non vogliamo il fondo unico, un fondo unico che rischia di mettere in difficoltà l'intera agricoltura italiana e guarda caso si parla anche di un taglio di circa il 20%, quindi da circa 367 miliardi a circa 300 che verranno messi a disposizione. Quindi non solo ci sarà un taglio, ma verrà anche unificato questo fondo, poi quindi gli singoli stati poi rischiano di non dedicare attenzione all'agricoltura. Insomma, per noi assessori all'agricoltura è un massacro per i nostri agricoltori, quindi diciamo un forte no e chiediamo la rivisitazione di questa politica. Assolutamente i dazi per noi sono negativi, l'abbiamo sempre detto, anche perché sono abbastanza alti, dopodiché devo dire che le nostre aziende agricole sono molto resilienti e sono già riuscite in parte a recuperare una parte di questi dazi. Io spero che parta una trattativa importante, diretta con l'amministrazione americana per far sì che nei prossimi mesi si possa anche ritarare e rientrare. Io so bene che Trump fa questo tipo di ragionamento perché in realtà sta cercando aiuti e compromessi magari in altre situazioni per poter sostenere quella che è una difficoltà interna che il suo paese ha e quindi insomma noi siamo convinti che si possa rivedere. Ma nasce perché c'è stata grande sintonia con l'assessore Gianluca Gallo nella volontà di far nascere anche qui in Regione Calabria grazie ai tanti produttori che ci sono e quindi oggi è un momento di incontro tra i buyer ma anche con i cittadini.